Oggi c'è un po' di robe, perché è domenica, avete visto c'è un sacco di gente fuori come tutti i fine settimana. Arrivano un sacco di bambini e questo mi fa felice. E arrivano un sacco di bambini a portare doni, a portare lavori. Oggi la domenica cerco di dedicarla anche ai bimbi che fanno tutti questi lavori, quindi li ringrazio. E poi c'è anche un'altra sorpresa, perché poi abbiamo degli ospiti gelatieri veneti che lanciano il gelato dell'anti-lockdown, quindi della rinascita, della ripresa, e poi vedremo, perché è una bella operazione che fanno in tutte le gelaterie del Veneto, quindi è fuori una bella attività anche qui. Ma poi ne parleremo dopo di loro. Io, siccome c'è un bel po' di robe, vorrei far veloce e vi rubo anche poco tempo, darei subito inizio alla lettura ecco, c'è anche l'avvocato Botteon. Vedi che gli avvocati anche la domenica che lavorano, altro che. Allora, i tamponi sono 812.540, sono esattamente 10.299 tamponi in più rispetto a ieri. Sembra per rispondere. Ah sì, accomodatevi, prego, accomodatevi. Prego. Allora, dicevo, questa è la dimostrazione di quello che abbiamo sempre detto, no? Che non è che abbiamo diminuito di far tamponi. Buongiorno. Quindi 812.540 tamponi. Il numero dei positivi è 19.219. In isolamento ci sono 847 persone, che sono esattamente 16 in più rispetto a ieri. Anche qui sull'isolamento, a parte il fatto che stiamo facendo un ragionamento che magari in settimana vi dirò, perché forse diventa anche un progetto. Noi abbiamo contezza, ve l'ha detto anche il dottor Rigoli quando è venuto qui, che ad esempio abbiamo delle negativizzazioni che si protraggono, diciamo delle positivizzazioni che si protraggono oltre i 15 giorni, no? Abbiamo anche chi sta da un mese, 40 giorni. E giustamente c'è il tema di dire, sono pezzi di RNA, sono pezzi di virus, e non è il virus diciamo virulento come l'abbiamo conosciuto noi, quindi a bassa carica, tant'è vero che anche nelle colture di laboratorio, colture cellulari, non cresce. Quindi anche qui dobbiamo aprire un nuovo fronte sul quale vorremmo ragionare. I ricoverati sono 271, il numero è invariato rispetto a ieri. Le terapie intensive sono 13 e c'è sempre il positivo, che è il signore che si è ripositivizzato, quindi un positivo e 12 negativi. Il totale di morti 1978, un morto in più. Morti in ospedale, il dato è invariato, è quello di ieri, 1411. I dimessi 3.498 e i nati 82. Allora, considerazioni. Ieri abbiamo firmato un'ordinanza importante, che è l'ordinanza che dà sostanzialmente la stura all'apertura a tutte le attività commerciali e non solo. Pensate al mondo dello spettacolo, quindi il cinema, i teatri, e le discoteche, piuttosto che prego? I congressi, le fiere, le sagre, insomma tutto quello che avete visto hanno date certe per la loro riapertura, quindi si parla di lunedì, cioè di domani per il blocco grande, e poi venerdì prossimo per le altre 19, tranne le attività di sport dove è previsto il contatto fisico, dove male che vada si va il 25 di giugno. Detto questo, io ho l'obbligo di continuare a dire che il virus c'è ancora, ovviamente non è più aggressivo come prima. Non chiedetemi su che base scientifica lo dico per un'evidenza, diciamo, se volete anche un po' empirica, ma è anche scientifica, del fatto che vediamo i numeri della sanità, vediamo i ricoverati, vediamo i nuovi contagiati e vediamo anche ovviamente che la vita è ripresa, ce lo ricordiamo tutti, ormai sarà un ricordo quello del lockdown, no? Ve lo ricordate, le strade vuote, le piazze vuote, il rumore zero, il silenzio tombale che sentivamo, ecco.
quello non c'è più perché tutti escono di casa, ognuno di noi va dove vuole, per cui capite che se il virus circola così poco nonostante le aperture vuol dire che qualcosa è accaduto. Peraltro mi permetto di dirvi una cosa, perché giustamente me lo chiedevano anche ieri dei giornalisti stranieri, chiedevano se erano prevedibili alcune evoluzioni virali, no? Sempre con l'ottica di dire ma voi avete chiuso ma voi avete fatto delle scelte drastiche. Guardate, io faccio sempre un esempio che è il vero dubbio che ho. Voi ricordate che dopo Vo, il 21 febbraio ci fu Vo, poi avevamo subito dei focolai importanti a Dolo e poi a Venezia. Vi ricordo che a Venezia partì in centro storico un focolaio che interessò alcuni pensionati, anziani, ma poi anche delle persone diciamo adulte, non in età di pensione, tanto è vero che io pensavo in quelle ore Venezia diventerà una bomba esplosiva. Venezia è sostanzialmente una città nella quale c'è l'assembramento, lo si vive quotidianamente, il virus c'era, a Venezia non è accaduto nulla. Cioè a Venezia abbiamo avuto quel piccolo focolaio e si è fermata lì. Da altre parti invece avete visto che l'innesco ha dato vita a una vera e propria esplosione. Pensate cosa è accaduto in alcune realtà, pensate a Treviso o il focolaio che abbiamo avuto nel Padovano, altri focolai. Questo ci dà una dimensione che questo virus è veramente strano nei suoi comportamenti. Cioè il focolaio in una realtà che ha un assembramento stile fiera non decolla, e un focolaio che parte in un comune tranquillo dell'entroterra del Veneto decolla e fa anche un disastro che non finisce più. Quindi questo per dire cosa? Questo virus è incomprensibile e abbiamo l'obbligo di rispettare le regole minimali, il distanziamento sociale, l'uso della mascherina nei luoghi pubblici e l'uso della mascherina nei luoghi all'aperto ove ci sia assembramento. Dico una cosa che farà sorridere, ma siccome ci arrivano almeno una decina di richieste al giorno, vorrei ricapitolare come si circola in auto. Allora, se in auto si circola con conviventi, cioè con persone che vivono nella stessa abitazione, in auto si può circolare senza mascherina. L'unico limite è la capienza dell'auto. Da 4 persone ce ne metti 4, 5 ce ne metti 5, se un pulmino ne metti di più. Se nell'auto si circola con almeno una persona che non è convivente, io evito di star qui a dirvi uno si sieda davanti uno dietro, dovete portare tutti la mascherina. Il limite del numero delle persone non è dettato dal fatto che ci sia un convivente o un non convivente, è dettato sempre dall'omologazione dell'auto. Ci arrivano un sacco di richieste, guardate, credetemi tante, soprattutto da parte di ragazzi che spero mi stiano ascoltando perché è impossibile rispondere a tutti, che ci dicono ma dobbiamo andare con i nostri amici in spiaggia piuttosto da altre parti, come possiamo fare perché siamo in 5? Se l'auto è omologata per 5 mascherine per tutto il viaggio non si discute più. Questo è quello che dovete fare. Quindi se in auto c'è una persona estranea al vostro nucleo familiare dovete portare la mascherina. Poi la norma direbbe che se siete in 2 e uno si siede alla guida e l'altro sta dietro non serve la mascherina, ma per non sbagliarvi, credete a me, portate la mascherina perché l'ambiente dell'auto è un ambiente molto chiuso, per cui è prudente portare la mascherina quando almeno uno dei partecipanti al viaggio non è convivente. Prima di passare la parola per le domande, vi volevo dire che oggi è una giornata speciale, cioè ieri avevamo Sant'Antonio, oggi è la giornata del donatore. Tra l'altro noi siamo l'unica realtà in Italia a avere il Tempio del Donatore che è su a Pianezze, a Valdobbiadene, io ci sono andato un po' di volte. Ci rivolgiamo con un grazie unico, e penso che sia 5 milioni di grazie li possiamo dire, da parte, mi prendo, come si può dire, l'impegno di farlo a nome di tutti i veneti, spero di non essere smentito da nessuno, ma non sarà così. Abbiamo 135.000 donatori Avis in Veneto e altri 30.000 di altre associazioni e donatori in generale. Stiamo parlando quindi di 160.000 persone che sono, a parte il fatto che ci fanno fare un figurone a livello nazionale e internazionale che è unico, cioè la donazione è uno degli atti più elevati di civiltà, io penso, no? Per un popolo. Noi siamo i primi per donazione di organi e di fatto ad abitante lo siamo anche per donazione di sangue. Poi ricordate che un leucemico ha bisogno di 200 donatori
al suo fianco, che un trapiantato di fegato ha bisogno di 80 donatori al suo fianco. Ricordate che la donazione non è solo sangue su sangue, ma anche l'ottenimento di farmaci, no? Perché poi il sangue è prezioso per la lavorazione successiva che può avere, che è quella di ottenere tutti i fattori della coagulazione, le piastrine ed altri fattori, quindi noi li definiamo farmaci, vengono prodotti ovviamente dall'industria farmaceutica e tornano a chi ha prodotto il sangue, nel senso che è bene ricordare, perché qualcuno ogni tanto dice: ma come, io dono il sangue e poi ho letto che lo date all'industria farmaceutica? Sì, per produrre i farmaci per noi, quindi per il Veneto. E in più devo dire che il Veneto, grazie ai nostri donatori, partecipa anche a attività di solidarietà nei momenti in cui qualche regione va in difficoltà, e questo lo dobbiamo dire. Quindi un ringraziamento, sicuramente. Facciamo qualcosa qua dentro. Quando parla il Presidente anche... Ma stava dicendo robe strane quella roba lì. No, diceva che mi fa piacere. E anche l'intelligenza artificiale, cioè, riconosce il ruolo dei donatori. Dicevo che, quindi sicuramente buona festa, ma direi soprattutto un grande grazie veramente ai donatori di sangue. Mi permetto di dire che per chi volesse decidere di donare il sangue fino a 65 anni, se non ricordo male l'età, insomma, che non ci siano patologie, insomma, ma questo ve lo dirà il medico del centro trasfusionale o il vostro primo contatto, che può essere l'Avis, dove andate e chiedete di partecipare alle altre realtà, può donare il sangue. Quindi se qualcuno volesse iniziare, non è che bisogna iniziare a 18 anni perché devi prendere la medaglia d'oro, la medaglia d'argento e dice: vabbè, ne ho 50 come me o ne ho 60, ormai non ha più senso. Lo potete fare a qualsiasi età, ovviamente all'interno dei limiti prestabiliti. Vi do due dati che mi sono raccolto. Voi ricordate che il 4 maggio di quest'anno abbiamo avuto la grande apertura, se vi ricordate, no? E il famoso 1.200.000 lavoratori che tornavano al lavoro. E vi dissi sempre: guardate ragazzi, che i dati che a me interessano sono questi. Vi ricordate, vi dicevo, questi sono i ricoverati del 4 maggio, ecco i ricoverati di oggi, del 14 di giugno. Di cui sono 40. Di cui ovviamente, mi ricorda l'efficiente assessore Bottacin, solo 40 positivi. Quindi 2,71, solo 40 sono positivi. Quindi noi diciamo che oggi ricoverati coronavirus sono 40 contro 1056. Dopo 40 giorni. È dal 4 maggio ad oggi, sì, sono una quarantina di giorni, quasi 40 giorni. Invece l'altro dato che vi ho detto, guardate che facciamo i conti con questi dati, le terapie intensive. 99 coronavirus contro 1, cioè sono 13, ma è solo 1 coronavirus. Questo è quello che è accaduto in 40 giorni. E i gelatieri li inviterò alla fine, do lustro dei bimbi. Allora, intanto c'è una bimba, Vanessa di Sovizzo Vicenza, che mi manda questo disegno che andrà nella mostra, e la ringrazio Vanessa. È anche simpatica perché sotto mi ha scritto: PS, non è vero che immagniamo i gatti. O che ha scritto? Ce l'ha con Crozza. Non lo so, però l'ho scritto e la calligrafia è sua. Poi c'è un'altra bimba, Gaia Fiori di Vicenza, ci manda questo disegno. Ovviamente sono tutti disegni, cioè, che hanno poi un ragionamento che arriva, che ci sta dietro, quindi bisognerebbe stare qui a interpretarli, a spiegarli. Alcuni hanno anche le spiegazioni, ma poi nella mostra troveremo tutto. C'è Rebecca Fiorini, che è la sorella, che è più piccola, che ci manda questo. Questi sono bimbi, ad esempio, che sono venuti personalmente a portare i lavori. E poi abbiamo dei bimbi più piccoli, e stiamo parlando di Rossella Ongaro, che ha 6 anni, ecco qui, e ci ha mandato anche 50 euro. E poi la sorellina, la Agata, ecco qui, Agata schiaccia il coronavirus, che è più piccola, è sotto il piede, c'è il coronavirus.
penso che sia l'immagine più riprodotta dai bimbi, questa specie di mostro con i tentacoli, no? E Agata, mi hanno anche scritto Agata che schiaccia il coronavirus, una bimba di carattere, altri 50 euro, grazie. E poi un bimbo che è venuto qui ieri, che si chiama Gobin Mattia, di 5 anni, di Oriago, ci ha portato la tartaruga da Mattia Gobin di Oriago per Luca Zaia, e ho detto, ma sapete, vi ho detto, guardate, i bimbi sono creativi per la donazione. Cioè, mi ha detto, c'è la busta, e ci ha mandato una letterina da Mafalda e Aurora e Mattia, 50 euro, quindi sta facendo, poi vi daremo la lista di tutti questi bimbi che hanno donato, rimettiamo qua sulla tartaruga, eccolo qua. E poi c'è un altro bimbo che facciamo entrare che si chiama Mattia, se non ricordo male, giusto? Mattia, sì. Mattia, di Vicenza. Guardate cosa ha fatto sto bimbo con le bottiglie dell'acqua in lockdown. Eccolo qua. Ha fatto. Parla qua, non c'è problemi. Cioè, gli artisti non si fermano mai. Eccolo qua. Guarda con le bottiglie di plastica. Parla piano. Sta in piedi, ecco. Tranquillo, ecco, parla. Sta dritto. Fa finta che non esista il microfono. Dopo, Guarda lì. e dopo gli ho messo le bottiglie di plastica. L'ho cominciata a scuola. E dopo l'ho finita a casa e gli ho messo il colore bianco, no, il cartone. E dopo il colore bianco, il colore marrone, le macchie, la mascherina, gli occhi, i corni. E poi mi ha detto che voleva scrivere anche Latterie Vicentine, ma sa che ha fermato. Mattia Ippolito di Vicenza, giusto? Sì. Beh. Però c'è anche una sorpresa, perché la vacca fa latte, giusto? Fai vedere la sorpresa. Te la tengo alta così vedono la sorpresa. Quasi la sorpresa. Dillo. 5 euro. 5 euro. Ha scritto anche un biglietto? Cosa è scritto il biglietto? Sta in piedi? Ce la fai leggere? Mattia, Loris, Giorgia, Che sono i bambini che sono là probabilmente, no? sì, la mia mamma, mio fratello, Aurora, Martina e basta. Bravo Mattia. Grazie. Quanti anni hai Mattia? 12. 12, grazie. Bravo. Bravo, bravissimo. Tutte bottiglie di plastica. Ecco, più o meno quante bottiglie sono? Tante. Tante. Scrivi tante. E quanto tempo ci hai messo? 55 bottiglie. 55, grazie. Quanto tempo ci hai messo Mattia? Parecchio. Boh, questo ovviamente sarà, anche questo andrà in mostra, no? Grazie Mattia. Rimetti i soldi al suo posto. Dai, No, possono lasciarla bene. la lasciamo qua. Attendi che non si spacchi. No, portatela magari fuori. Ah, va bene, dai. Con calma, che ha una gran gonfiata. Abbiamo messo le scuole. Prego? Dopo la riportiamo dentro, tranquilli, sì. No, ci tenevo, peraltro ringrazio anche tutto il gruppo che è venuto da Vicenza e mi hanno detto, ma perché siete venuti fin qua? Perché se la vacca si rompeva, giustamente non si fidavano dei trasportatori e l'hanno portata, quindi grazie anche a voi. Passerei lo spazio per le domande, prego. Qualcuno si prenota? Allora, Parisi. Allora, lei Presidente, buongiorno, prima ha detto che tranne lo sport che è rinviato ma che va dal 25 giugno.
Gli allenamenti in realtà, anche se sono di sport di contatto, sono possibili, sono solo, chiedo anche all'avvocato Botteon, è solo sport di contatto a livello amatoriale, cioè il calcetto in spiaggia, la partitella sì. tra amici. Allenamenti sì, L'allenamento è con possibile l'impianto in base ai dati all'aperto con di l'impianto chiuso. Sì, Quindi sì. l'allenamento si può, va bene. Poi invece scuola, allora c'è questa proposta che il Ministero dell'Istruzione ha fatto per l'apertura il 14 settembre. Non è ben chiaro, nel senso che c'è chi dice è una proposta condivisa o comunque avanzata sia dal Ministero che dai presidenti delle regioni, ma a sentire alcuni commenti parrebbe di no, nel senso che il governatore, suo collega della Liguria, Toti, dice questi qua ci sono, ci fanno, cioè cosa facciamo? Apriamo il 14, chiudiamo il 20 per le elezioni, risanifichiamo, poi il ballottaggio. Volevo capire la sua posizione. No, ho letto anch'io che ci sia accordo dei governatori, vorrei capire qual è il governatore che ha dato l'accordo per nome dei governatori. No, non c'è accordo. Io l'ho letto sui giornali. Dopodiché, sentite, vediamo la bottiglia mezza piena. Il 14 potrebbe essere una bella idea. Si fanno le elezioni il 6. Non ho capito perché le famiglie devono ritrovarsi i bimbi a casa per una settimana dopo aver aperto le scuole. Quindi vogliono farla il 14, io sottoscrivo la proposta, però il governo si prende l'impegno di fare le elezioni il 6. Ha ragione Totti quando dice il 14 apriamo il 14, che è lunedì 14, si farà lunedì, martedì, mercoledì e Merovino giovedì, 4 giorni, perché poi bisogna preparare i seggi, allestire le scuole, fare le sanificazioni. Voi capite che è una roba assurda, cioè apriamo le scuole per lasciarle aperte 3-4 giorni e poi richiudere per un'altra settimana minimo. Io lo trovo assurdo. Questa non è programmazione, questa qua è confusione, è un altro termine. Altro? Parisi e Albino. Parisi e Albino. Presidente, buongiorno. Prego. Dunque, Ciao. La domanda non riguarda l'ordinanza, ma una domanda che le pongono 200 famiglie, sono i 200 manifestanti di venerdì scorso in quel di Santa Maria di Sala, di un noto magazzino, che avevano chiesto a lei se è possibile, o le hanno chiesto un incontro, adesso non ho capito bene se l'abbiano già chiesto, Hanno chiesto un incontro con la Donazzano. Con la Donazzano, sì, perché dicono che appunto aspettano da 4 mesi gli arretrati con la cassa integrazione che non è arrivata, e per alcuni di loro che si sono licenziati non è ancora arrivato il TFR, ecco questo. Quindi chiedono notizie in merito al loro futuro per queste 200 famiglie. Ma noi siamo a disposizione, l'assessore sicuramente ha già in programma di incontrarli, io onestamente non ho informazioni di questo, però dico anche che siamo qui a disposizione come abbiamo fatto per i portuali, che ci abbiamo subito chiamato, fatto intervenire l'INPS, peraltro l'INPS regionale, che non dipende dalla regione, vorrei dirlo, è bene sempre chiarire queste robe, quindi non sto facendo i complimenti alla regione, ma dico che la collaborazione tra Regione del Veneto e INPS oggi ci permette di dire che siamo stati i primi in Italia a chiudere la partita della cassa integrazione. Intanto questo, grazie. Poi invece Prego. Per quanto riguarda l'ordinanza, il ritorno, Sì. lei ieri ha detto che l'ordinanza, da quanto ho letto anche sul scade il 10 di luglio. Sì. Di luglio. Come mai fino al 10 di luglio ci si interroga anche sulla questione dell'eventuale problematicità? Ma perché il DPCM scade il 15 luglio, quindi il DPCM scade il 15 luglio, verosimilmente il governo farà le sue scelte in quella settimana, noi abbiamo pensato di arrivare fino al 10, dopodiché vedremo cosa accadrà. Cioè, vi ricordo sempre che noi mettiamo queste ordinanze in linea con quello che prevedono i DPCM, perché non è che sono ordinanze fantasiose, magari buttiamo un po' il cuore oltre l'ostacolo, questo accade, no? Ad esempio quando abbiamo iniziato ad aprire molti pensavano che fosse un azzardo, magari dovreste anche un giorno prendervi la briga, perdonatemi se ve lo dico, mettere in fila tutte le dichiarazioni degli opinion leader più autorevoli e vedere cosa hanno dichiarato, perché hanno dichiarato tutto il contrario di tutto in questi 3 mesi. Forse vale la pena, anche le mie, almeno vediamo anche la stabilità
nella linea di pensiero delle dichiarazioni di tutte. Perché io ricordo quanti attacchi ho avuto quando aprivo e si diceva che mettevo a repentaglio la salute dei cittadini. Allora, se fosse accaduto sarei stato crocifisso, adesso se manco grazie, no? Albino? Beh, queste ultime sue affermazioni mi invitano a fare una domanda. Come ha accolto Roma l'ordinanza che lei ha varato con una settimana di anticipo rispetto a quella che era la deadline del governo? Oggi un quotidiano ha un'intervista di un ministro che dice che la sua ordinanza, come dire, usa una parola, ha anticipato e rischia di fare confusione. Lei come... Ma che ministro? D'Incà. Ministro D'Incà. Ha parlato del ministro D'Incà? Bene. Allora, la domanda che voglio fare è questa, se no senza conclusione la risposta. In Italia, oggi i giornali danno grande risalto a questa notizia. L'Italia sta tagliando il traguardo. No, sai perché te lo dico? No, prego, sì. Perché se è domenica mi non voglio far casino. No, ho capito. Allora, te lo dico perché un ministro dovrebbe sapere che la stessa ordinanza l'ha fatta il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Liguria. Ho anticipato cosa? Abbiamo fatto tutti la stessa delle ordinanze. Andate a controllare. Anzi, posso anche aggiungere di più. Che mi risulta, la Toscana, ma mi risulta addirittura che Totti abbia aperto le sagre prima di tutti. E di cosa stiamo parlando? E noi abbiamo fatto un'ordinanza. C'è sempre, io penso che alcuni abbiano in testa il motore di ricerca. Quando c'è scritto Veneto, bisogna sempre parlare mai del Veneto. Uno si ferma e dice, beh, vediamo ste carte una volta per tutte. È vero che Zai anche stavolta ha voluto romperci le palle? No. Quando abbiamo aperto il governo ha detto 150.000 persone in terapia intensiva, c'era il scenario peggiore. Sì, sì, giustamente. Ottacinca, l'uomo dei numeri, dice che quando abbiamo aperto la prima volta ci davano uno scenario peggiore di 150.000 persone in terapia intensiva. Voglio anche ricordare che queste ordinanze si possono fare, lo dico sempre al ministro D'Incà, autorevole rappresentante del governo, si possono fare perché il suo governo fa i DPCM dove c'è scritto che le regioni possono farle. Quindi delle due l'una, o il ministro pensa che siano incostituzionali e illogiche e illegali e quindi chiedo di impugnare l'ordinanza del Veneto, oppure bisogna che vada a leggere bene il DPCM perché c'è scritto nel DPCM che possiamo fare le ordinanze. Albino, ti ho girato tutte le ordinanze delle altre regioni in questo momento. Grazie. Sì, no, ma lui lo sapeva che voleva solo far casino. Credo che ha capito perché mi ha detto benissimo. Detto questo, ci sono altre due domande. Bisogna che va a casa con Pagnotto. Altre due domande buone, per cui noi inseriamo sempre il Presidente Italia nel loro contesto generale di politica, non ci limitiamo al particolare. Giusto. Allora, due domande di carattere generale che sono queste. Una riguarda gli stati generali, l'altra il vaccino. Allora, prego. La prima sugli stati generali sono iniziati ieri, è stata la giornata dedicata all'Europa. Lei ha concesso un'intervista ad un quotidiano nazionale ieri in cui ha invitato il governo ad essere estremamente concreto. E il Premier Conte però ieri, durante appunto questa prima giornata, ha fatto parlare tutti i leader della scena europea e mi pare che sia arrivato un messaggio importante al centrodestra, perché esercita una sorta di moral suasion nei confronti dei paesi dell'area di Visegrad che rischiano, come dire, di porre delle condizioni estremamente pesanti al Recovery Fund e a tutto quello che è l'insieme di provvedimenti che l'Europa sta pensando di varare. Ecco, in ballo ci sono 172 miliardi. Io le chiedo questo, dopo aver letto anche il suggerimento di Romano Prodi oggi sul Gazzettino. Bene. Detto questo, cioè lei può indicare 4-5 punti che secondo lei sono assolutamente indispensabili e che vanno adottati in tempi rapidi tra il piano Palau e quali sono le misure fondamentali che secondo lei vanno adottate per dare un'accelerata alla ripresa e uscire da questa situazione di crisi economica? Primo punto, dare l'autonomia al Veneto. Secondo punto, distruggere l'ufficio complicazioni e affari semplici, che incasina la vita ai cittadini, agli operatori e ai cittadini in generale. Terzo punto, iniettare risorse fresche nell'economia. Quarto punto, agevolare il più grande committente di opere pubbliche, che è il pubblico, accantonando il codice degli appalti e adottando il modello Morandi. Perché noi siamo dei grandi committenti. Pensate,
noi abbiamo anche in Veneto miliardi di euro di opere che potremmo far partire e che darebbero da mangiare a imprese, a muratori, a asfaltatori, a elettricisti, a tutto quello che vi viene in mente, a allestitori, a aziende che producono tecnologia. Queste opere non partono perché c'è una burocrazia da paura. Io penso che sia fondamentale, ultimo punto, quinto punto, non dobbiamo andare col cappello di paglia in mano in Europa. Ve lo dice uno che in Europa è andato a trattare e che ha portato a casa i risultati che sono diventati legge e sono stati riconosciuti da tutti in maniera inequivocabile, insomma. Non è che vuol dire andare a fare gli arroganti in Europa, ma neanche andare lì. Cioè, l'Italia è lo Stato fondatore dell'Europa. È un contribuente netto, nel senso che lascia più soldi di quelli che porta a casa. Non è che possiamo sempre andare lì per chiedere permesso, lo chiediamo una volta e dopo basta. Non possiamo stare tutto il giorno sopra lo zerbino della porta d'ingresso a chiedere se possiamo entrare. Ecco, scusi se posso... Per quanto riguarda le opere pubbliche, appunto, lei parla di modello Morandi, non vorrei dire un'eresia, ma mi pare che la procedura, come dire, del commissario sia stata applicata anche in Veneto su alcune opere pubbliche. È la stessa oppure... No, guarda, è quello che vorrei capire. Noi avevamo un'opera commissariale che era la è stato fatto... Reggio Obiettivo, era Reggio Obiettivo. Quella volta, grazie alla Lega, si fece la legge obiettivo e si identificarono una serie di opere a livello nazionale per le quali, diciamo, c'era, fra virgolette, una corsia preferenziale dal punto di vista procedurale, ma era poco rispetto a quello che ci vuole oggi. Da allora, diciamo, il panettone della burocrazia è lievitato, quindi la legge obiettivo di allora rischia di essere anche quella un problema, nel senso che oggi bisogna tornare a una visione più anglosassone della norma. Pensare che dietro ad ogni carriola di Malta che arriva in un cantiere non ci sia un ladro che l'accompagna, come qualche forza politica vorrebbe dire, far credere ai cittadini. Se poi trovi uno che è un ladro e accompagna la carriola di Malta, lo metti in carcere e butti via le chiavi, ma nel frattempo bisogna farle le strade, bisogna fare gli ospedali. Noi a Padova abbiamo il Policlinico Universitario, è un'opera che vale circa 600-650 milioni di euro. Allora, dai dati che abbiamo in mano, se applicassimo la modalità, fra virgolette, Morandi, l'opera potrebbe essere conclusa in 4 anni con una consegna dei cantieri a fine 2020. Questi sono i dati che mi vengono dati in maniera informale, semplicemente calando il modello Morandi. Penso che valga la pena di farci qualche ragionamento, non vi dico ragionateci sopra, se no... Ecco, l'altra domanda invece riguarda appunto il vaccino. Oggi i quotidiani appunto danno grande risalto a questa notizia che ha anticipato il ministro Speranza. L'Italia sta tagliando il traguardo, pare assieme a Francia e Olanda, con il vaccino che è nato da una sinergia tra la IRPM di Pomezia, la Tenerife di Oxford e questa azienda che si chiama AstraZeneca. Quindi pare siano disponibili quasi 400 milioni di dosi da distribuire a fine anno. Allora, io le chiedo questo, non è l'unico vaccino sul mercato, ovviamente, perché ce ne sono 60. Che strategia pensa di poter adottare il Veneto per prenotare questo o altri vaccini anti-Covid? Perché purtroppo noi abbiamo assistito qualche mese fa a una parola impropria, ma guerra tra le regioni per giustamente trovare le mascherine, per trovare gli altri dispositivi di protezione sanitaria. Ecco, sarebbe bene che non si ripetesse uno scenario analogo per dare sicurezza ai cittadini. Io penso che lo scenario che avremo di fronte a ottobre, con l'inizio dell'autunno, sia uno scenario dal punto di vista farmacologico, epidemiologico e sanitario in generale molto diverso da quello di oggi rispetto al coronavirus. Se voi vi fermate per un attimo e pensate a 3 mesi fa, eravamo in un'era glaciale differente da quella di oggi e fra 3 mesi sarà un altro mondo. Cioè, pensate che noi pensavamo di essere innovativi e strategici, magari lo siamo, comprando ancora nuove macchine di quelle che fanno 9.000 tamponi al giorno, poi a un certo punto è arrivato il dottor Rigoli che ci ha detto si può fare il pooling e quindi una provetta vale per 5 minimo. Adesso ci sono esperienze internazionali pubblicate sulle riviste scientifiche che parlano addirittura di 30 provette in una. Questo è dato, se qualcuno volesse pubblicazione possiamo farvela avere, ma è anche vero che cominciano a girare test rapidi, fra virgolette, che si propongono come sostitutivi. Io non sono uno scienziato,
che si fanno in 10 minuti rispetto alla modalità classica di testing che si fa. Voi capite che è uno scenario in grosso movimento, del resto è un business grossissimo per le multinazionali, riguarda il mondo intero, non stiamo parlando di una patologia che ha un'incidenza microbica, microscopica, scusatemi, e che quindi non interessa. Cioè qui chi porta a casa il vaccino trova un test rapido che si fa in 10 minuti, capite che diventa come fare il test della gravidanza piuttosto che quello della glicemia in casa. Pensate a un programma di sanità pubblica dove il presidente di regione dice vi consegniamo i test e ogni lunedì mattina o ogni sabato mattina vi fate il test rapido in casa e ci date via app la vostra condizione. Cioè vuol dire il virus l'hai gambizzato, ammazzato, cioè non si muove più. Sono scenari che si stanno presentando, quindi ci vuole prudenza. Per i vaccini, se ci sono validati e autorizzati, quindi ci vuole il passaggio AIFA, noi siamo qui pronti a ordinarli e a comprarli. Voi sapete che la vaccinazione non è obbligatoria, è fortemente raccomandata, ma comunque portiamo avanti l'idea che dobbiamo mettere nelle condizioni i veneti di potersi vaccinare se chiedono di essere vaccinati. Ma per l'approvvigionamento appunto del vaccino, cioè lei pensa di procedere come sempre per via autonoma attraverso l'azienda zero oppure si affida a quella che sarà poi... Ma penso che ci sarà un coordinamento su una coordinamento nazionale. Immagino di sì, anche perché la Costituzione prevede che in questi fatti che sono pandemici di grande emergenza sanitaria il coordinamento nazionale è fondamentale. Ma come lo è stato, se ci pensate, con la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio è fondamentale. Pensate se tutti fossero andati a comprarsi la mascherina o il ventilatore, che casino veniva fuori, ce lo pagavamo 10 volte tanto, qualcuno l'ha anche pagato tanto, e immagino ci sarà un coordinamento. Ma guarda, se oggi si dichiarano 400 milioni di dosi, alla volta di ottobre molto probabilmente ci sarà qualche altra azienda che li avrà, ci saranno molte più dosi. Sinceramente in questa fase non sono molto preoccupato sulla capacità di reperibilità del vaccino. E spero che non sia così, ovviamente. Il collega della rivista Avis. Cordone Vita Avis, periodico. Intanto ringraziamo perché è uno dei pochi politici che dice le cose quando si parla di sangue e plasma che sono centrate. Appunto per questo, ricollegandomi a quello che ha detto prima, vorrei che ribadisse il concetto che qualsiasi plasma derivato, anche quelli che in prospettiva potremmo ricavare per curare il coronavirus dal plasma iperimmune, sono sempre ed esclusivamente di proprietà pubblica del Servizio Sanitario Pubblico. Perché ultimamente anche molti colleghi, non parlo dei presenti ma a livello nazionale, stanno dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma, che il plasma si vende, si cede alle multinazionali e questo è assolutamente... No, guardi, io glielo confermo, nel senso che parlo per il Veneto, poi ovvio che questa è una norma che vale per tutti, assolutamente. Si può dare in conto lavorazione per portarsi a casa i farmaci, non vorrei che magari capitasse che qualcuno pensasse che l'invio della sacca per essere lavorata e per avere la restituzione dei fattori che ci sono all'interno del sangue, che sono farmaci salvavita di fatto, venga interpretato come stanno vendendo il nostro sangue. No, assolutamente no, noi abbiamo... come si può, un carico e scarico del magazzino che è chiaro, per cui non c'è nessun problema. Tant'è vero che con la dottoressa De Silvestro abbiamo predisposto il prelievo di tutti quelli che potenzialmente possono donare tra i 6.500 guariti di coronavirus, e quel sangue, oltre secondo me ad essere un buon magazzino anche per la ricerca, perché oggi non sappiamo, magari fra qualche mese verrà fuori che possiamo andare a indagare quel sangue per trovare particolari fattori, anticorpi. Dall'altro ricordo che è sangue che noi utilizziamo o per il sangue iperimmune, sopra l'80 di titolazione anticorpale, o sotto gli 80 possiamo avviarlo o alla concentrazione anticorpale, perché questa è un'altra attività che si fa, o ai filoni della produzione di farmaci o donazioni. Bene, Alda. Presidente, l'ordinanza che avete firmato ieri, che è già stata pubblicata sul GUR, apre quasi tutto.
resta pochissimo, però non è che tutte le attività che adesso possono riprendere siano così tranquille. Noi sul Gazzettino abbiamo pubblicato la risposta e il commento di un gestore di discoteche, ma anche da parte di chi organizza le sagre, e sono tutti preoccupati, nel senso che c'è chi dice ma forse potevano farle prima per quanto riguarda le discoteche come hanno fatto in Emilia Romagna, chi invece per quanto riguarda le sagre sottolinea che ci sono comunque tanti adempimenti da rispettare e che non sarà un'estate come quella degli anni, insomma come gli anni passati. Lei cosa si aspetta? Una ripresa totale oppure grosse difficoltà? Guarda, io penso una cosa: intanto non è vero che l'Emilia Romagna l'ha fatta prima, perché ha firmato l'ordinanza con noi con le stesse date, quindi dire che l'Emilia Romagna ha aperto prima le discoteche è sbagliato, non è vero. L'Emilia Romagna apre venerdì 19, perché ho parlato io. No, forse li aveva convocati, non lo so, magari aveva convocato le parti. Avranno fatto delle riunioni come noi abbiamo utilizzato le stesse carte dell'Emilia Romagna. Ho incontrato il mondo delle discoteche qui forse una settimana fa, ma dire che l'Emilia Romagna ha aperto prima di noi è sbagliato, vuol dire l'informazione non è corretta. Perché le discoteche si aprono con questo giro delle ordinanze, nessuno ha aperto prima. Allora, se noi immaginiamo che le discoteche debbano lavorare con queste linee guida da qui all'infinito, le discoteche chiuderanno tutte. È inevitabile, ma come altre attività. La verità è che ci sarà un'evoluzione, io spero che si vada alla normalità nel giro di qualche settimana. Guarda, del resto io ho avuto gestori, autorevoli gestori, che ci hanno detto: guardate, il nostro problema non è aprire adesso subito con le linee guida, piuttosto diteci che apriamo a luglio, a metà luglio, quello che è, ma con la normalità. Però tra aprire un po' senza normalità o aspettare la normalità abbiamo scelto di cominciare comunque ad allentare, ma che è esattamente lo stesso lavoro che abbiamo fatto, voi lo sapete, con le palestre, che abbiamo fatto con i centri estivi, che abbiamo fatto con i ristoranti, i bar. Vi ricordate quando sono stato accusato, perché forse tutti vogliono scrivere il libro sul coronavirus, ma dovevo scriverlo io il libro sul coronavirus? Vi ricordate quante parole mi sono preso perché avevo firmato un'ordinanza per l'asporto? Sembrava che venisse giù il mondo, perché avevamo autorizzato i ristoranti a consegnare il piatto di cibo piuttosto che il bar. Ecco, siamo partiti da lì, oggi i bar sono tutti aperti, i ristoranti sono tutti aperti, e questo è accaduto in giro di quanto? Di 20 giorni più o meno, forse anche meno, 15 giorni, perché poi l'asporto ha dato la stura. Vi ricordate le gelaterie, che sembrava un'eresia pensare di dire alle gelaterie di fare l'asporto all'inizio? Quelle sono state le prime ad essere aperte, fra l'altro. Presidente, se lei dice poi si andrà alla normalità, potrebbe essere già quest'estate? Sì, io sono convinto che accadrà questo. Quindi ci sarà una data nell'estate del 2020 in cui i ristoranti, i bar, le discoteche, tutte le attività riprenderanno a fare quello che hanno sempre fatto senza più limitazioni? Secondo me sì. A una data? No, però se continua così e se i dati epidemiologici saranno questi, lo stesso governo, mi permetto di dire, ma non faccio il portavoce del governo, nel momento in cui fa un'ordinanza, la fa scadere, fa un DPCM, lo fa scadere il 15 luglio, vuol dire che vuol fare un tagliando il 15 luglio, capire. Ma del resto molte attività, ripeto, sono state alleggerite da incombenze in queste settimane. Però penso, se tu vuoi mettere una data, penso che il 15 luglio sarà la deadline per fare tutti questi ragionamenti, perché poi capisci che anche un servizio turistico, se li devi far lavorare per bene, devi sbloccargli l'estate, se no, vabbè, a quel punto non risolvi niente. Immaginate quello che è accaduto, scusami Alda, nei bagni e con le spiagge. Siamo partiti da fermi tutti, state a casa, adesso che le spiagge sono piene. No, volevo dire, ma allora se 15 luglio o comunque entro l'estate si ritornerà alla quasi normalità nei locali pubblici, eccetera, la preoccupazione per le scuole è per un'eventuale recrudescenza autunnale o forse è un po' esagerata secondo lei? Ma guardate, lì ci sta lavorando sia l'assessore Lanzarin che l'assessore Donazzan, che adesso ha convocato anche il tavolo. Ma allora, se immaginiamo, continuo a dirlo, perché partiamo dal plexiglass che non accettiamo, però il plexiglass è una soluzione estrema, no? Ecco, ma voi capite,
bocciamo il plexiglass, ma se tu arrivi a pensare al plexiglass vuol dire che pensi che il virus si taglia col coltello in giro per le strade, ma a quel punto siamo in lockdown. Quindi io direi che la scuola ha bisogno semplicemente di una linee guida basic, molto basic, che sono di buon senso, no? Avremo, che so, i gel igienizzanti, al 21 febbraio non c'erano i gel igienizzanti nelle scuole. Boh. Approfitteremo di questi ragazzi che hanno voglia di apprendere magari per cominciare a diffondere anche educazione sanitaria rispetto al virus. Diremo che se ti alzi dal banco ti metti la mascherina per andare in giro, non lo so, cioè, magari la mascherina non servirà più, però cioè, arrivare a militarizzare le scuole decisamente no. Sì, mi dice giustamente la signora Lanzarin che segue queste fasi, dice sono esattamente i principi sui quali stanno lavorando le regioni, cioè linee guida basic, base proprio. Quindi le fate voi, non il Ministero. Ma noi siamo dei produttori di linee guida. Questo l'abbiamo capito. Cioè, Quindi, e si ringrazia Dio che le regioni hanno fatto linee guida. ma anche per la scuola, perché questa... Sì, noi facciamo la nostra proposta. Sì. Vabbè, mi sembra necessario fare una proposta delle regioni, perché se quello che passa argomento è quello che abbiamo visto, la scuola sa che ne versa poca. Ma scusi, allora torno sulla scuola. Lei ha fatto la proposta provocatoria della serie va benissimo il 14 settembre a patto che si voti la domenica prima. Ma se questo non fosse possibile, tra pochi giorni vedremo come andrà a finire, e posto che il calendario scolastico è una sua competenza, cioè lo decide lei, farà il 14 o farà dopo le elezioni? Lì voglio vedere, perché capite che fai una considerazione se voti il 20, ma se mi lanciano il voto dopo il 20, io spero proprio di no, vuol dire che a questo punto ti conviene anticipare la scuola per recuperare quella settimana. Però sono tutte valutazioni, guardate che non è Zaia tieni in ostaggio Mattarella, non mi permetterei mai, e bisogna anche veramente avere poco senso della realtà di queste robe. Peraltro io parlo col Presidente, fra l'altro non mi risulta che ci siano realtà che abbiano fissato l'apertura dell'anno scolastico. Vabbè, adesso il Veneto, tutto quello che fa il Veneto è polemica, però insomma fisseremo le date secondo le modalità che abbiamo sempre utilizzato. Cioè. Quindi Presidente, scusi, visto che comunque il Veneto sta facendo scuola e lo sta dimostrando nei fatti, potrebbero riaprire anche ai primi di settembre le scuole? Non è escluso, staremo a vedere, però sapete, tanto anticipate hanno un problema che noi dobbiamo garantire il corso di studi che abbia un tot di giornate. Se anticipiamo tanto creiamo un problema alla destagionalizzazione, alla parte finale del turismo, e in più non riusciamo più a creare il buco per la settimana bianca, definiamola così, comunque per la pausa diciamo di carnevale, cioè c'è tutto un incastro che poi quando vi porteremo il tema dell'apertura delle scuole lo spiegheremo e capiremo perché guardate, io penso che tra lunedì e martedì ci diranno quando si andrà a votare, spero. Sì, lunedì e martedì. Spero proprio di sì. E quindi lei, come dire, si mette alla volontà del governo oppure... In che senso? No, le date le fissiamo noi. Ah, ecco, appunto, questo intendevo assolutamente. Cioè, visto che la regione... Abbiamo fatto il referendum per l'autonomia in Veneto. Questo l'abbiamo capito, ma voglio dire, è una decisione...